Le imprese non investono, le famiglie non consumano, i prezzi aumentano. Il Veneto si instrada verso una nuova recessione. Il PIL regionale nel 2011 è cresciuto dello 0,6%, ma per il 2012 si attende una flessione dell'1,5%. La contrazione sarà determinata proprio dalla flessione negli investimenti da parte delle aziende, meno 3,8%, e da una decisa contrazione nei consumi, meno 2,4%. Prevediamo nella seconda parte un peggioramento rispetto ai primi mesi di quest'anno. Scarsi consumi vuol dire pochi investimenti o nulla investimenti e quindi è una situazione che certamente non si evolve in maniera positiva. I riflessi si vedranno anche in campo occupazionale, con una caduta delle unità di lavoro dell'1,2% e un tasso di disoccupazione che dal 5% stimato a fine 2011 si assesterà al 6%. Intanto la domanda di cassa integrazione da aprile a maggio è aumentata del 47%, con 2.800.000 ore in più rispetto al mese precedente. A tenere sono le esportazioni, pari al 4,4%, anche se siamo ben lontani dal più 17,7% dello scorso anno. Le buone notizie arrivano dal turismo. A fine 2011 arrivi e presenze erano cresciute dell'8,1% e 4,2% e anche il primo trimestre 2012 prevede incrementi del 3,07%. Le imprese continuano a fare il loro lavoro, gli imprenditori non perdano la fiducia, serrino le fila, si aggreghino. Nonostante tutto, ci sono aziende che funzionano, premiate così dall'ente camerale regionale le 7 migliori attività che hanno contribuito alla crescita e all'affermazione dell'economia regionale.